poiché tutti dichiarano che bisogna riportare al centro delle attenzioni e delle politiche l'economia reale, che cos'è l'economia reale se non quella che vede l'industria, l'impresa protagonisti dell'economia reale in quanto creatori di valore aggiunto vero, che significa produzione di ricchezza che diventa PIL e produzione di occupazione che diventa reddito e consumo. Quindi, a mio avviso, al di là di un paese che ha 1000 problemi, a cominciare dall'enorme debito pubblico, che è il grande peso che noi portiamo e che continuiamo a scaricare sulle più giovani generazioni, i primi provvedimenti è quello di salvare questo patrimonio industriale che ha. E quindi cosa significa ciò? Significa intervenire con delle politiche che agevolino, consentano all'impresa di ritornare competitiva. Ma prima che tornare competitiva, l'impresa oggi ha un problema di liquidità, sia per debolezza di alcune sue dimensioni di impresa, sia perché il sistema bancario nel frattempo si è profondamente modificato rispetto al ruolo che aveva la finanza un tempo, che era lo strumento al servizio della crescita dell'economia reale. Quindi bisogna ridare liquidità alle imprese, ridurre il peso fiscale e in particolar modo, perché dobbiamo creare quel circolo virtuoso anche dei consumi, ridurre il costo del lavoro, che significa aumentare ciò che il lavoratore riceve in busta paga rispetto a quello che è il costo dell'azienda. Poi si possono dire 1000 altre cose, però io direi che questa dovrebbe essere. Del resto, se in un corpo malato abbiamo il fegato, il cuore, cioè quello va sostenuto prima di tutto, perché questo mi consente di ricreare quel minimo di condizioni di ripartenza di cui sento tanto parlare come fosse un qualcosa che viene dal cielo, mentre viene dai comportamenti e dalle scelte che si devono fare concretamente giorno per giorno.